queste onde, continuiamo a ripeterlo, dato insomma questo microfono d'oro che è stato conseguito dalla nostra radio grazie al programma Chilometro Zoom dei campionissimi Antonino Danna e Lorenzo Viviani, che ovviamente salutiamo. Oggi dunque filo diretto davvero densissimo, viste le numerose interviste che ci attendono, alcune che abbiamo anche registrato, e allora andando in ordine, fra pochissimo lanceremo l'intervista che abbiamo registrato a Matteo Carnieletto del giornale. Vi ricordate, era stato già nostro ospite per Radio 7, comunque per Radio Libertà, lui che aveva intervistato il presidente siriano Bashar al-Assad dopo la liberazione di Aleppo, e con lui oggi abbiamo ragionato dei tanti scenari di crisi internazionale, quindi anche dell'escalation tra Israele e Libano, Hezbollah, e ovviamente anche le sfide che attendono invece la NATO su questo fronte sud dell'Europa, del Mediterraneo. Ovviamente poi abbiamo parlato anche invece di quello che sta accadendo in America Latina con la discussa rielezione di Maduro. A seguire invece alle ore 18:30 ci collegheremo con il professor Giovanni Terrano, che insegna dottrina dello Stato all'Università Marconi, lui che scrive sul sito di Nicola Porro, che sapete anche che è stata giornalistica, e con lui invece affronteremo il tema proprio della riforma del premierato, quindi un tema che è ancora caldo, che riguarda la nostra architettura istituzionale. E subito dopo l'intervista invece poi a Maria Paola Negri, che è responsabile delle relazioni istituzionali e Ranger di Studi d'Affari. Abbiamo parlato con lei di PMI, quindi ovviamente sentirete questa intervista. PMI, piccole e medie imprese, che ovviamente sono sempre poi oggetto di attenzione dalle nostre autorità governative, dai nostri attori istituzionali, dato che rappresentano, se vogliamo, proprio la spina dorsale del sistema produttivo italiano. Alle 19:30 invece per il Parlamento sentiremo l'intervista al deputato leghista Graziano Pizzimenti, che è stato impegnato come relatore per il DL Infrastrutture voluto dal ministro Salvini, DL Infrastrutture che è stato approvato alla Camera e adesso si aspetta l'esame ovviamente del Senato, e ha riguardato non solo il ponte sullo Stretto, ma poi con Pizzimenti abbiamo anche affrontato il caso delle dimissioni di Toti. Lui era intervenuto su questo caso anche con un'intervista che ha recentemente rilasciato per Radio Radicale, e se vi ricordate anche nel filo diretto di sabato avevamo parlato di questo con tanti vostri interventi, tante vostre chiamate che ovviamente chiedevano al centrodestra una forte reazione di fronte a quello che è sembrato insomma uno sconfinamento della magistratura, ma ci ritorneremo. Quindi apriremo anche il consueto filo diretto con voi ascoltatori, quindi intervenite come sempre chiamando allo 0292 947 222, 3 volte 2 finali, e scrivendo i vostri messaggi nei commenti sotto la diretta Facebook delle pagine della radio e della nostre pagine della radio, ma ovviamente anche scrivendoli al nostro numero WhatsApp, no, della radio. Potete mandare ovviamente anche messaggi vocali, poi li faremo riprodurre. Vi ricordo il numero della radio, il 340 67 09 659. E vi ripeto sempre i soliti avvisi che magari ovviamente molti di voi sono stati anche di sentirli, ma li dobbiamo ripetere per quelli che ci ascoltano per la prima volta. Vi ricordo che potete seguirci sempre anche dal televisore, dal canale 252 del digitale terrestre, ma anche dal canale digitale della Radio DAB, dalla pagina Facebook di Radio Libertà, dal nostro nuovo sito internet, che sapete è una sorta ormai di vero e proprio magazine online con aggiornamenti, con approfondimenti, che ha cambiato veste editoriale e grafica, e potete seguirci anche poi dalle app di Radio Libertà per i sistemi operativi sia iOS che Android, e poi per completare questa panoramica dei social anche dai canali Twitch e YouTube. E vi rinnovo anche l'invito sempre ad abbonarvi e a sostenerci, quindi basta che andiate rispettivamente sulle sezioni abbonati e dona ora del nostro nuovo sito internet. E allora Lorenzo, se sei d'accordo, in questo primo blocco ci sentiamo proprio l'intervista che abbiamo registrato al giornalista Matteo Carnieletto sui tanti scenari di crisi in questo scacchiere globale. Matteo, allora non possiamo non commentare questa escalation che sta accadendo in Medio Oriente. Tu che ti eri occupato tanto di questo scenario, effettivamente cosa sta succedendo, ecco, tra Libano e Israele in questa escalation che vede coinvolti gli Hezbollah? Assolutamente, vediamo appunto crescere sempre di più, ogni giorno di più, la tensione tra questi due paesi, tensioni che in realtà non si sono mai sopite, perché appunto il Libano è stato già in passato invaso
da Israele, il Libano è una grande preoccupazione per Israele e viceversa, quindi sono proprio due nemici che si sono giurati guerra fino all'ultimo giorno, e la tensione generale in Medio Oriente non fa che peggiorare tutto questo, perché non dimentichiamoci di quello che sta accadendo a sud, quindi a Gaza, dove appunto da mesi Israele sta conducendo una grande operazione militare, un'importante operazione militare contro Hamas. Ecco, Israele in questo momento si trova accerchiato, in particolare non dimentichiamo anche qual è la situazione di Netanyahu, che si trova in grande difficoltà nel suo fronte interno e che appunto cerca di anche uscire da questo guado in cui si è venuto a creare. Quindi si è venuto a trovare, quindi grandissima preoccupazione per quello che può accadere tra questi due paesi, per quello che ne so, c'è davvero questa volta, c'è davvero la preoccupazione che la guerra rischi di diventare realtà questa volta, perché più volte Israele e Hezbollah si sono minacciati di far guerra, questa volta purtroppo può essere quella buona, e i segnali ci sono tutti, perché abbiamo visto già che alcuni paesi europei hanno chiesto ai propri cittadini di abbandonare il Libano. Vediamo già che le navi inglesi si stanno muovendo nel Mediterraneo per eventualmente soccorrere i vari connazionali presenti nel paese dei cedri in caso di guerra. Ecco, per quello che so, si temeva che potesse iniziare una guerra tra Israele e Libano entro la fine di luglio. Questa previsione poi a un certo punto è cambiata, perché la situazione sembrava essere migliorata, invece oggi ci troviamo qui il 30 di luglio con un possibile attacco israeliano in Libano, in particolare nel sud del Libano, che è la zona dove, oltre ad essere presenti i nostri militari della missione UNIFIL, è anche la zona dove Hezbollah è più presente. Quindi ci troviamo in questa situazione parecchio difficile da gestire e, come spesso accade, speriamo che la diplomazia faccia il suo dovere. Esattamente, per esempio la Premier Meloni ha espresso la sua preoccupazione, ha chiesto ad Israele di non cadere nella trappola, ecco, reagire, e comunque un Premier Netanyahu che da questo punto di vista è in difficoltà perché rischia di aprire un altro fronte, lui che comunque è già criticato da una parte dell'opinione pubblica, anche se appunto abbiamo visto recentemente è stato in visita negli Stati Uniti e di fatto ha incassato per esempio l'appoggio di Trump, ma anche alcune parole di sostegno di Kamala Harris, che però gli ha fatto capire che non potrà più tollerare, diciamo, delle reazioni spropositate, esagerate. Ecco, come vedi la situazione del governo Netanyahu, la sua leadership anche in questo momento? La sua leadership è in gran difficoltà, soprattutto dal 7 ottobre, il giorno in cui c'è stato il terribile attacco di Hamas nei confronti di Israele, soprattutto la reazione di Netanyahu, che è stata una reazione tremenda, che è andata a colpire anche molti civili, troppi civili, è risultata inefficace, perché non dimentichiamoci degli ostaggi che sono stati fatti prigionieri dai terroristi di Hamas, che era quello il vero compito che Netanyahu e le forze armate israeliane dovevano perseguire come primo obiettivo. Invece in questo caso c'è stata più una vendetta che appunto prima un tentativo di recuperare gli ostaggi e poi una giusta rappresaglia per quel massacro che Hamas aveva fatto. Ecco, si è davvero fatti prendere, anche comprensibilmente, dalla rabbia. Grande era la sofferenza in Israele quando è stato condotto l'attacco di Hamas. La strategia è mancata. È mancata una strategia, soprattutto manca ad oggi da parte del governo Netanyahu una strategia a lungo termine, perché oggi che Gaza è praticamente rasa al suolo, oggi che sono state fatte più di 30.000 vittime, di cui parecchie civili, ci si chiede quale sia diciamo così, la prospettiva, l'idea che Israele ha su Gaza, perché purtroppo operazioni come queste non fanno che rinfocolare l'odio nei confronti dei palestinesi, che vedranno sempre in Israele il popolo che li ha massacrati e vessati. In questo caso è anche difficile poi portare avanti una narrazione diversa da questa. Quindi manca una strategia pura a lungo termine su ciò che si potrà fare a Gaza, e si rischia, e quello che Netanyahu ha fatto è quello di rimpolpare, rinfocolare l'odio nei confronti di Israele, che era la cosa peggiore da fare in questo momento storico.
Esattamente, è uno scenario di crisi, ma che poi oltretutto rappresenta, come hai scritto te, anche un fronte sud, il terzo fronte aperto di criticità per la NATO, vero? Perché per la NATO, ma anche per l'Italia, che comunque si è vista perdere dei rapporti strategici di partenariato, prima con la stessa Libia, poi con la Siria, e insomma, come deve reagire da questo punto di vista la NATO, ma anche e soprattutto l'Italia, visto anche un pericolo di penetrazione della stessa Russia che si sta muovendo in Libia, ambisce ad un porto a Tobruk e in Siria, per esempio, a Tartus. Assolutamente. Allora, innanzitutto segnalo in tutte queste notizie negative che, purtroppo come giornalisti tendiamo a dare una notizia positiva, ovvero che l'Italia ha riaperto sta riaprendo la sua ambasciata a Damasco in Siria, e questo è una cosa molto importante perché l'Italia è il primo paese occidentale che lo fa in seguito appunto alla, guerra civile siriana del 2011. È importante perché in questo modo l'Italia si riappropria e ricrea un'alleanza con uno di quei paesi fondamentali nel Mediterraneo, che è la Siria di Bashar al-Assad, ed è anche arrivato il momento, a più di 10 anni dall'inizio delle primavere arabe, di riconoscere che Assad è l'unico politico, è l'unico dittatore, chiamatelo come volete, che ha vinto la guerra civile nel paese, ha vinto la guerra civile che si è combattuta in quel paese, e che quindi è fondamentale per noi riprendere le relazioni con lui, perché la Siria è fondamentale. Perché è fondamentale? Perché è una delle porte nel Mediterraneo, perché la Siria, l'Italia e la Siria hanno sempre avuto ottimi rapporti come paese, perché i russi, come dicevi giustamente tu, usano la Siria, anche la Siria, per fare i loro giochi nel Mediterraneo. Ora, il Mediterraneo è sempre stato fondamentale, tant'è che appunto l'Italia ha chiesto un inviato proprio per il fronte sud della NATO, che è quello del Mediterraneo, perché è da lì il Mediterraneo è la porta per l'Africa, è la porta per il Medio Oriente, ma anche è la porta per l'Asia. Quindi è da lì che passano i destini del mondo, ed è da lì che l'Italia deve essere presente, anche la NATO deve essere presente, e diciamocelo tutta, deve esserlo anche in una maniera un po' più intelligente. Il fatto che questa nomina così importante sia stato dato a uno spagnolo, che tra l'altro non è neanche un diplomatico di alto livello, ma diciamo medio, la dice lunga su quella che è la visione della NATO su questa parte particolare del mondo. Esattamente, e ultimissima domanda, dicevamo a Anche proposito. 2. Sì, sì, ma appunto sappiamo che già il tempo stringe, no? Ti abbiamo trattenuto, sei impegnatissimo. E allora dicevamo appunto di NATO, NATO che secondo Macron sarebbe stata prima dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia quasi cerebralmente morta. Poi paradossalmente è stato lui che quasi ha provato a rilanciarla dicendo inviamo dei soldati europei lì proprio a combattere in Ucraina contro la Russia. Però è un Macron che anche lui è in forte difficoltà, anche per quello che abbiamo visto non solo per le elezioni, non tanto quello perché è riuscito, no, ad evitare una vittoria del ex Front National dell'Assemblea Nazionale, ma per quello che sta accadendo in Francia per le Olimpiadi. Tu te ne sei occupato, il coro di proteste quasi da tutto il mondo, da insomma miliardi di cristiani che si sono sentiti offesi per questa cerimonia blasfema, insomma riuscirà a sopravvivere al Ferragosto tutti questi scandali e queste polemiche. Macron sopravviverà perché sfrutterà le Olimpiadi. Si possono dire tante cose di Macron, ma non che non sia un politico abile e scaltro, e lo è. Ha sfruttato appunto le elezioni europee poi per indire subito elezioni nazionali che di fatto hanno messo nell'angolo il Front National, quindi è scaltro. Quello che ha voluto far vedere Macron durante le Olimpiadi è la sua Francia. È tragicamente la sua Francia in un certo senso, la sua immagine e somiglianza, lo ha rivendicato con orgoglio, nonostante le proteste vibranti di cattolici, sia i più semplici sia i vescovi, ma purtroppo quello è il mondo che immagina Macron. E sopravviverà ancora a lungo.
Chiaro, chiarissimo. E allora davvero per concludere questa intervista c'è un altro scenario aperto purtroppo anche nell'America Latina, cioè nel Venezuela con Maduro che si è dichiarato vincitore, l'opposizione che invece ha accusato di brogli, lo stesso Maduro, anche di questo tu te ne sei occupato, è una situazione anche qui che rischia di incancrenirsi se non di infiammarsi ancora di più per lo strappo anche con alcuni altri paesi americani, latinoamericani. Assolutamente, abbiamo già visto che alcuni paesi, sia latinoamericani sia di altre parti del mondo, hanno detto che non riconoscono il governo di Maduro, anche perché appunto i brogli che ci sono stati molti, sono stati acclarati, si vedevano i video appunto dei militari venezuelani che andavano appunto a controllare quello che votavano i cittadini, prendevano le schede e facevano ciò che volevano. Quindi il voto è stato palesemente una farsa, alcuni stati lo stanno riconoscendo e bisogna vedere poi se dalle parole passeranno ai fatti. Ora, non dimentichiamoci che comunque in questa parte del mondo gli eserciti sono anche facili ehm, da corrompere, da utilizzare per fini politici. Quindi bisogna vedere che cosa accadrà, ma anche questo certamente è una parte importante del mondo da tenere monitorata. Assolutamente sì, e allora continueremo poi a monitorarla in seguito con te. Grazie ancora Matteo per essere stato con noi, veramente è sempre un onore poterti avere come ospite. A te la linea. Grazie mille Lorenzo. Allora avete sentito l'intervista a Matteo Carnieletto, tanti temi affrontati perché sono diverse, no, le crisi che si stanno aprendo, e ci ha confermato che effettivamente comunque la leadership di Netanyahu appare in difficoltà, così come anche la situazione in America Latina per Maduro si complica perché appunto ci sono queste crisi e questa possibilità di scontro con gli altri governi. Ma allora Lorenzo, se sei d'accordo a questo punto il nostro break, la pausa di questo primo blocco, perché fra poco ci attende invece l'intervista proprio sul tema invece della riforma del premierato, in questo caso il professor Giovanni Terrano. Allora Lorenzo, se mi confermi, noi ci troviamo fra pochissimo. Sì, ok, metto un paio di jingle. Perfetto, fra poco. A te la linea. Pier Vittorio, a te la linea. Grazie mille Lorenzo. E allora ti chiedo la conferma se è collegato con noi il professor Giovanni Terrano. Ancora no, lo sto chiamando, ma ancora non risponde. Ah, ok, allora in attesa quindi di ripristinare la linea, noi ovviamente commentiamo anche le ultimissime notizie, no? E quindi andiamo sulla prima pagina del Corriere della Sera di adesso, proprio per questo aggiornamento, con notizie di cronaca. Da Bergamo, aiuto, mi hanno accoltellata, l'ultima telefonata della 33enne, scusate, uccisa a Terno d'Isola. L'allarme la scorsa notte, la donna aveva profonde ferite al torace e alla schiena, aveva perso molto sangue. Omicidio di Terno, si cerca l'arma del delitto e il sindaco non gettate i rifiuti. E purtroppo vedete l'ennesima storia di femminicidio. E invece qui in alto per i video del giorno, e qui sicuramente si apriranno ancora delle polemiche, la premier Meloni è intervistata anche sul suo piatto preferito in Cina, spaghetti col brodo, ma anche il gesto. Ci si è chiesto da più parti anche quale sarebbe l'opportunità di questa visita, visto che comunque siamo nel campo atlantico, siamo appunto questa alleanza occidentale, e ultimamente, visto che la Cina sta mostrando i muscoli non solo a Taiwan, ho parlato anche dell'espansionismo cinese, ma non solo in Africa, un po' in tutto il mondo, è stato anche criticato questo viaggio, no? Da più parti si è elevata l'accusa quale sarebbe il senso di questo viaggio, anche alla luce del fatto che comunque l'accordo della nuova via della seta era stato archiviato, e quindi giustamente si è fatto notare che non si tratteranno questioni molto importanti di rilievo in questo viaggio, non saranno riconsiderati
i rapporti in maniera così strutturale e pesante tra Cina e Italia. E questa è anche l'analisi di adesso sul Corriere, se andate appunto a sentire il video di Federico Rampini, Italia-Cina, squilibrio strutturale. La causa è la politica di Xi, una politica fortemente aggressiva. Ma allora Lorenzo, credo che forse ci abbia raggiunto in collegamento il professor Giovanni Terrano, vediamo se si è collegato, mi confermi? Sì, ecco, si è collegato, un secondo. E allora aspettiamo che ci raggiunga. Vi ricordo che appunto lui scrive sul sito, che è anche testata giornalistica di Nicola Porro, è professore proprio di dottrina dello Stato all'Università Guglielmo Marconi. E allora, forse ci ha raggiunto, vero? Professore, ci sente? Sì, sono qua. Perfetto, grazie mille professore, veramente un onore poterla avere come ospite. L'onore è mio, tutto mio. Grazie. Allora, stavamo dicendo, no, che oggi con lei ci occupiamo di questa riforma del premierato, una riforma che è ancora in discussione, che ha sollevato un vespaio di polemiche, di critiche, e tu te ne sei occupato anche in un articolo pubblicato proprio sul sito di Nicola Porro, sulla testata di Porro, cioè la Costituzione può e deve adattarsi all'età contemporanea, perché invece ha fallito questa attuale Costituzione che va cambiata. È così quindi che vede la riforma del premierato finalmente come la possibilità di superare un'architettura forse antiquata, che non è più confacente alle esigenze dei nostri tempi. Certo, sì, assolutamente, perché il premierato, che è una forma di governo che tra le tante forme di governo, in realtà la dottrina su questo punto non è concorde, perché una parte della dottrina ritiene che la forma di premierato, come quella prevista dalla la Meloni-Casellati, questa qui, è in realtà una delle forme di governo parlamentare, perché rimane comunque l'istituto della fiducia. Altri invece ritengono che il premierato sia una forma di governo a sé stante, la riconduce essenzialmente alla forma di governo degli anni 90 di Israele, che però poi è degenerata per altri motivi che riguardava il sistema elettorale, cioè il sistema elettorale è stato la causa della degenerazione del premierato. In ogni caso, comunque, il premierato è assolutamente una riforma da dover fare, tant'è vero che anche il presidente della Corte Costituzionale ritiene che sia una cosa giusta da dover seguire. Questo perché innanzitutto la nostra tradizione storica, noi dobbiamo analizzare da un punto di vista storico quali sono le origini del parlamentarismo e perché poi è degenerato in questi anni, insomma subito dopo, in questi ultimi 70 anni. Innanzitutto il parlamentarismo, cioè la forma di governo parlamentare, è una forma di governo che deriva essenzialmente dal mondo liberale, è un prodotto del liberalismo, non è un prodotto della democrazia, perché ovviamente si tende, chi non è addetto ai lavori, tende anche a confondere la libertà dall'uguaglianza, il liberalismo dalla democrazia, che sono concetti che comunque sono tra di loro sono differenti, talvolta secondo me, ovviamente secondo il mio punto di vista, perché poi ognuno anche secondo le proprie sensibilità politiche dà una propria interpretazione. Mettere insieme liberalismo e democrazia è come mettere insieme il diavolo e l'acqua santa, non possono stare insieme. Ecco che la forma di governo, perché uno esalta le libertà, l'altro esalta l'uguaglianza, e insistere con l'uguaglianza, come si è insistito subito dopo la seconda guerra mondiale con la nostra Costituzione, soprattutto con l'uguaglianza sostanziale, comporta poi a una irrisione del merito, come tra l'altro è avvenuto nel 68. Per carità, ci mancherebbe, i padri costituenti avevano tutte le buone intenzioni di voler superare tutta una serie di criticità, però comunque il voler estremizzare l'uguaglianza ha comportato questo, e questo tra l'altro va a influire anche sulla forma di governo, perché tornando al concetto di liberalismo e di forma di governo parlamentare, la forma di governo parlamentare da Cavour in poi è proprio il prodotto del liberalismo, dello Stato liberale, del mondo liberale, che andava bene in quella
forma di governo in quello Stato, che era uno Stato monoclasse, dove votava il 2% della popolazione, era uno Stato borghese, eccetera, ma che ovviamente non può andare più bene nello Stato attuale, nella forma di Stato che è stata prevista dai nostri padri costituenti, perché le costituzioni del secondo dopoguerra ovviamente sono costituzioni che si fondano sono pluriclasse, quindi democratiche, che si fonda su tutta un'altra serie di principi. È chiaro che quando noi parliamo di forme di governo, quindi anche tenendo presente la forma di governo presidenziale americana, la forma di governo semipresidenziale francese e così via, sono tutte ovviamente concetti astratti che poi devono essere calati nelle situazioni reali, perché ovviamente un conto è il mondo ideale e un conto è il mondo reale, lo diceva anche Platone, Kant e così via. Quindi praticamente dopo la seconda guerra mondiale, con la nostra Costituzione, abbiamo assistito quindi a una degenerazione di questo parlamentarismo, cioè la forma di governo parlamentare, anche se razionalizzata, anche se la forma all'ordine del giorno Perassi diceva che comunque ci devono essere tutta una serie di accorgimenti che insomma dovessero evitare la degenerazione del parlamentarismo, ciò non è avvenuto, ma per tutta una serie di situazioni, perché comunque la società era cambiata e quindi, ribadendo quello che ho detto prima, si troviamo in una società pluriclasse e questa forma di governo parlamentare non risponde più alle esigenze e quindi crea tutta una serie di problematiche, di ingovernabilità, il problema della stabilità, perché il fatto che questi governi non siano stabili è un fatto notorio, non si può nascondere, non è una questione politica, essenzialmente insomma non durano, tranne il governo Berlusconi e sembrerebbe il governo Meloni, gli altri non sono durati molto tempo, cioè non durano più di un anno. Questo perché appunto il governo il governo non riesce a governare e quindi c'è un problema di governabilità che poi si deve affiancare a un governo, al principio di rappresentatività, e questo però lo prevede essenzialmente questo disegno di legge costituzionale, che tra l'altro che cosa consiste il premierato? Consiste nell'elezione diretta del presidente del Consiglio dei Ministri, quindi si va a modificare, la prima cosa che si va a modificare è l'articolo 92 della Costituzione, che è proprio il cardine, il fulcro di questa riforma. E questo è importantissimo ricordarlo, perché con questa riforma si vuole modificare il ragionamento, mentre prima abbiamo un Parlamento quasi assoluto, perché la forma di governo parlamentare questo vuole, un Parlamento assoluto che detta leggi, dove c'è l'incontro delle volontà delle varie classi politiche che sono stati eletti all'interno dei due rami del Parlamento. Si vuole spostare quindi quest'asse dal Parlamento all'esecutivo. Perché si chiama esecutivo nella forma di governo parlamentare? Perché essenzialmente, ovviamente già nella classica tripartizione che ha fatto Montesquieu nel Settecento, che perché in realtà il governo rappresenta l'esecutivo, perché esegue essenzialmente la volontà del Parlamento. La sede della democrazia attualmente è il Parlamento, lì si fanno le leggi, solo in alcuni casi specifici il governo può legiferare solo attraverso i decreti legge e i decreti legislativi, per cui comunque verrebbe con la riforma del premierato, questa riforma verrebbe spostato l'asse, dando centralità a un governo che diventerebbe forte, perché in realtà fino a questo momento non possiamo parlare di un governo forte, purtroppo, perché e che sarebbe comunque legittimato dalla volontà popolare, cioè sarebbero stesso i cittadini, quindi anche secondo un principio, se vogliamo, democratico, i cittadini scelgono il proprio leader, il proprio capo del governo, ovviamente collegato ad una lista che appoggia appunto il programma politico del premier. Chiaro, no? Penso. E quindi diciamo che questa forma di governo, questa nuova forma di governo potrebbe dare nuova vitalità alla nostra, insomma, alla Repubblica Italiana, che comunque in questi anni è stata martorizzata proprio da questo
da queste degenerazioni del parlamentarismo, che appunto, ricordiamo, sono molti autori critici, sono critici nei confronti del parlamentarismo. Già nel 1923 noi abbiamo uno scritto di un'opera di Carl Schmitt, che era contrario ancora prima della seconda guerra mondiale, quindi ancora prima delle costituzioni rigidi, pluriclassi, eccetera, contrario a questa la forma di governo parlamentare, che la forma di governo parlamentare potesse andare d'accordo con la democrazia. È chiaro, penso, quindi su questo non ci sono dubbi, insomma. Esattamente, poi appunto una delle critiche che viene spesso rivolta, professore, a questo tentativo di superamento del parlamentarismo è che rafforzerebbe troppo i poteri, no, dell'esecutivo, soprattutto appunto in capo al premier. Però di fatto, come ha precisato lei, in realtà è una razionalizzazione finalmente, cioè ormai abbiamo visto, come diceva lei, tutte queste degenerazioni del parlamentarismo. Si tratta più che altro di porre un limite, un argine a questa deriva, e poi comunque viene mantenuto anche l'aspetto, diciamo, del rapporto verticale tra governo e Parlamento con l'istituto della fiducia, ecco. Rimarrebbe quello sempre contestato. Certo, perché in realtà proprio per questo io dico che la forma di governo del premierato, così come prevista nella riforma Meloni, non esce totalmente dall'orbita della forma di governo parlamentare. Cioè, le persone non si devono spaventare per dire ma cambiamo tutto, no, assolutamente no, perché comunque resta l'istituto della fiducia, anzi insomma è uno dei perni principali. Per questo dico, secondo me, secondo il mio punto di vista, il premierato rappresenta, così come è strutturato in questa riforma, come una delle varie forme di governo parlamentare, quindi è come se fosse una evoluzione della forma di governo parlamentare che si adatta alle esigenze della società. Così come non è vero che il Presidente della Repubblica viene svuotato di contenuto, il suo ruolo, eccetera. Anzi, viene rafforzato proprio perché c'è un articolo che viene modificato, l'articolo 88 della Costituzione, che dà maggior peso, cioè viene rafforzata le modalità di elezione del Presidente della Repubblica, e quindi ha anche un peso fondamentale. L'unica cosa che viene, diciamo, tra virgolette, eliminato è la controfirma ministeriale, che su alcuni atti che sono ritenuti superflui, che sono ritenuti inutili. Per esempio, sulla nomina del Presidente del Consiglio dei Ministri viene eliminata la controfirma, ovviamente, del Presidente della Repubblica. Ma per quale motivo viene eliminata? Perché semplicemente, se il Presidente del Consiglio viene eletto dal popolo, sono i cittadini che lo eleggono, sarebbe inutile avere una controfirma, così come in altri casi, o per esempio nell'indizione dei referendum, eccetera, cioè, viene eliminata, e quindi viene talvolta anche vengono snellite le procedure, la nomina dei giudici della Corte Costituzionale, perché noi abbiamo viene eliminata la controfirma, perché giustamente ci sono degli atti che sono dovuti da parte del Presidente del Consiglio, che quindi sono inutili, insomma, avere a fianco una controfirma da parte del Presidente della Repubblica, quindi viene snellita la procedura. È chiaro, quindi cioè, da questo punto di vista non c'è una diminuzione nemmeno di democrazia, se vogliamo, anzi viene rafforzato proprio il potere popolare attraverso la scelta, perché insomma con l'articolo 92, così come formulato adesso, secondo cui il Presidente del Consiglio viene nominato a seguito, non lo dice la Costituzione, non parla delle consultazioni, ma viene nominato al Presidente della Repubblica a seguito di consultazione, eccetera. Comunque questo ha creato tutta una serie di instabilità, la nascita dei governi tecnici, eccetera. Invece adesso, in questo modo, con la forma di governo, con la elezione diretta del Presidente del Consiglio dei Ministri da parte del popolo, noi abbiamo finalmente, potremmo avere finalmente una stabilità di governo che non è mai esistita, diciamo, se non in casi sporadici in 75 anni, 76 anni di Costituzione italiana. Questo è importante dirlo, è importante sottolinearlo. E probabilmente ovviamente si deve tener conto anche del fatto che per consentire questo rafforzamento del Premier e ovviamente
dare anche un'impronta di governabilità, bisognerà anche costituzionalizzare il sistema elettorale, quindi prevedere comunque un rafforzamento del maggioritario, superare anche l'attuale Rosatellum, ma non crede che alcune critiche da questo punto di vista siano state molto pretestuose e faziose, perché poi sono venute per esempio da quella parte politica che invece ha osannato, ad esempio la sinistra francese o la sinistra inglese, ma non si rendono conto dei meccanismi, se vogliamo, assurdi comunque di quelle leggi elettorali, perché per esempio il partito di Farage ha ottenuto una percentuale molto alta, 2 cifre, no, nel Regno Unito, ma è riuscito ad eleggere soltanto 4 deputati per il solito maggioritario uninominale secco. È veramente un caso quello emblematico di come poi si possa passare il risultato con i meccanismi elettorali, perché con quel sistema elettorale lì britannico, supponiamo che un partito prende il 49% di tutti i seggi, no, del Regno Unito, si ritroverebbe con 0 deputati, per non parlare anche comunque del doppio turno nel ballottaggio francese. Quindi sono delle critiche molto facilmente superabili queste, perché è necessario che poi, per consentire un rafforzamento dell'esecutivo e una chiara indicazione del vincitore, si debba prevedere un piccolo correttivo maggioritario rispetto al proporzionale figure, o anche lo stesso Rosatellum. Sì, certo, perché in realtà la crisi del parlamentarismo italiano è dovuto anche da 2 elementi molto importanti che sono venuti, diciamo, uno è venuto meno da un punto di vista, diciamo, della società, di crisi sociali, diciamo, e dall'altro per altre ragioni. Insomma, da un lato abbiamo la crisi dei partiti che erano, diciamo, rappresentavano la base per i nostri padri costituenti su cui lavorare. E dall'altro lato abbiamo il problema del sistema elettorale, perché è un problema molto, molto importante, perché infatti, come abbiamo visto, come ho detto in apertura all'inizio, per quanto riguarda il sistema israeliano, il motivo per cui, perché l'unico ordinamento giuridico al mondo che ha conosciuto il sistema del premierato è il sistema israeliano. In realtà l'ordinamento israeliano, che però non è andato bene, viene stato criticato, eccetera, ma non è andato bene perché appunto non c'era un sistema elettorale adeguato che supportasse appunto questo premierato. Allora, che cosa hanno pensato di organizzare nella riforma Meloni-Casellati? Di costituzionalizzare il sistema elettorale, perché allo Stato attualmente il sistema elettorale viene demandato esclusivamente alla legge ordinaria, cioè solamente la legge ordinaria può disciplinare, come è capitato in tutti questi anni, il sistema elettorale. Tante volte noi abbiamo avuto le pronunce della Corte Costituzionale che hanno dichiarato situazioni di incostituzionalità, ma tutto questo perché? Perché in realtà non c'era alcun riferimento a principi costituzionali, perché nella Costituzione manca. Allora nella riforma si è deciso di inserire il sistema elettorale, e dove si prevede tra l'altro un premio di maggioranza che nei confronti del partito, della lista di partiti che sono collegati appunto al Presidente del Consiglio, che vince le elezioni. Ecco che quindi in questo modo costituzionalizzare il sistema elettorale, tra l'altro non in maniera rigida, perché nella prima formulazione, quella di novembre del 2023, si parlava addirittura del 55%, adesso l'hanno tolto il principio del 55% della maggioranza, ma si parla comunque di sistema maggioritario che può tra l'altro dare forse anche maggiore stabilità, e non è vero, anche in quel caso lì non è vero che vengono tolte le voci alle minoranze, eccetera, anche perché c'è tutto un progetto per garantire all'interno del Parlamento, all'interno tra l'altro dei regolamenti parlamentari, le posizioni di coloro che si trovano in situazioni di minoranza. Quindi voglio dire, ed è importante, anche se comunque non dobbiamo dimenticare, cioè, ovviamente le opposizioni potranno dire in realtà questo problema della maggioranza già si è avuto con la legge Acerbo, quando c'è stata l'ascesa del fascismo del 1923, oppure con la legge Truffa del 1953 della Democrazia Cristiana, ma in realtà qua ci troviamo in una situazione completamente diversa, non c'è nessuna deriva autoritaria che possa, ma anche perché è lontana anni luce ormai da quei principi
per cui si possa avere una deriva autoritaria di questa portata. L'unica cosa che può portare la riforma con questo sistema elettorale è semplicemente dare forza e stabilità ad un governo forte che può durare in carica 5 anni, portare avanti il proprio programma elettorale, i propri progetti, soprattutto all'interno dell'Unione Europea, ed avere finalmente credibilità, cosa che con i governi precedenti, soprattutto precedente alla Meloni, non si sono avuti purtroppo. Questa è la verità. Chiaro, chiarissimo, effettivamente è proprio quella la sfida, la necessità della governabilità. Ma professore, sei d'accordo, perché Lorenzo prima mi confermava che c'è una chiamata di un nostro ascoltatore che voleva appunto intervenire. Allora io mi scuso per l'attesa e chiedo a te Lorenzo se ancora in linea il nostro ascoltatore, così lo facciamo sentire d'accordo, sei d'accordo anche il professore. Prego. Sì, buonasera a tutti e due, Lisetta. Allora volevo dire anche la mia sul premierato, perché secondo me nessun paese democratico dell'Occidente ha il premierato proprio perché è irragionevole. D'altra parte già oggi il Parlamento è stato messo fuori gioco e tutte le decisioni, sempre secondo me, sono nelle mani del governo, anzi nelle mani del partito di maggioranza relativa, il che è contrario a ogni principio democratico. Sia il presidenzialismo americano sia il semipresidenzialismo francese hanno controlli tali da non consentire derive autoritarie. Tutto qua, vi saluto, buonasera. Grazie alla nostra ascoltatrice. Allora, professore, come ribatte a questa obiezione? Perché comunque la tendenza degli ultimi anni, l'abbiamo detto, no? Che comunque è l'iniziativa poi governativa che permette di accelerare il processo legislativo. Certo. Se non incisione il governo, è come dire che in Parlamento molti progetti di legge rimangono arenati, ci vuole sempre questa spinta governativa. Certo, assolutamente, però in realtà il problema della venir meno della democrazia in questa situazione non c'è, non la vedo, cioè, tornando proprio alle origini, al ragionamento che ho fatto prima, tra liberalismo e democrazia, in realtà il premierato forse proprio con questo modo di fare eleggere direttamente il primo ministro, il premier dai cittadini, anzi rafforza, se vogliamo, il principio democratico e con tutti gli accorgimenti che poi sono stati portati con in numerosi emendamenti che sono stati proposti e anche accolti anche dalle opposizioni, comunque non risulta, cioè almeno che possa esserci. Poi è chiaro, ribadisco, è chiaro che questi sono tutti concetti che sono idee che comunque devono essere poi calate nella realtà, e solamente calandole poi effettivamente nella realtà ci possiamo rendere conto se è stato fatto bene o è stato fatto male. Ma sicuramente la realtà attuale ci fa capire che il parlamentarismo e la forma di governo parlamentare razionalizzata non va bene, che comunque va cambiata, assolutamente. È chiaro, penso, no? Esatto, no, chiarissimo. Ma invece, professore, un'altra obiezione che spesso si solleva è come poi coordinare, conciliare questo invece con la riforma dell'autonomia differenziata, perché sembra quasi che ci siano due spinte disgregatrici, no, del sistema, secondo i critici, i detrattori, cioè come si può coordinare il fatto che magari ci sia questa centralizzazione, poi alla fine concentrazione del potere decisionale nel Premier, con poi spinte da parte delle periferie con appunto l'attribuzione di maggiori competenze in materia di potestà legislativa alle regioni. Ecco, secondo lei invece non è probabilmente una sorta anche questo di contrappasso istituzionale, un meccanismo comunque per bilanciare il tutto, no? Di contrappesi nel sistema? Vabbè, no, il sistema non subisce dei contrappesi, soprattutto con l'autonomia differenziata, perché è una cosa che è importante, che non viene mai chiarita sull'autonomia differenziata, che può avere tutte le criticità di questo mondo, che può praticamente mettere in difficoltà le regioni che sono più povere, che hanno più. Però la cosa più che non viene messa in evidenza è che a differenza del premierato, che è una riforma costituzionale che quindi va a modificare la Costituzione, l'autonomia differenziata già esiste in Costituzione, nell'articolo 116, terzo comma della Costituzione, già in Costituzione, infatti è una legge ordinaria, l'autonomia differenziata non è una legge costituzionale, è una legge ordinaria. Quando è stato fatto il pasticcio
da parte della sinistra del titolo quinto con il governo Amato nel 2001 è stata inserita anche l'autonomia differenziata, che oggi è stata rivendicata da una parte politica, in particolare dalla Lega, per dare maggiore autonomia. Ma poi è chiaro che anche in questo caso qui va calato nella realtà. La legge sull'autonomia differenziata non è che entra in vigore automaticamente, ma sono le regioni che poi dovranno di volta in volta decidere se aderire o meno all'autonomia differenziata. Quindi, insomma, quindi vuol dire, a parte il fatto che il decentramento amministrativo di cui all'articolo 5 della Costituzione è un principio costituzionale che non è stato, che esiste a prescindere dall'autonomia differenziata, che ci sia questo decentramento e che quindi non va a intaccare il premierato, sono due cose completamente diverse. Sono due cose differenti che vanno su due piani completamente a sé stanti. Quindi comunque la critica, il rilievo che va mosso, che in realtà l'autonomia differenziata è stata portata avanti per tanto tempo dalla sinistra, è stata voluta da una riforma del titolo quinto, voluta, desiderata, scritta e fatta dalla sinistra. Negli anni 2004-2005, adesso non ricordo precisamente, il DDL Lanzillotta, praticamente, che del Partito Democratico, oggi è il Partito Democratico, ma comunque all'epoca era già sinistra, prevedeva già una forma di autonomia differenziata. Quindi voglio dire, a questo punto io devo dire che è voluta da tutte le parti, non è che, visto che è stata spinta, ben voluta, accettata dalla sinistra, cioè non c'è ragione per cui oggi venga contestata solo perché viene fatta dalla Lega a questo punto, perché a me sembra di vedere che nel corso dei decenni è stata voluta un po' da tutte le parti politiche, no? Credo. Esattamente, sì, ma infatti ricordiamo ancora l'intervento che aveva tenuto proprio a Coffee Break il professor Sabino Cassese, insomma uno dei più insigni giuristi in Italia, e lui aveva affermato a proposito del DDL Calderoli, se c'è qualcosa che unisce in Italia è l'autonomia differenziata, una riforma bipartisan proprio per come è nata. Certo, ma non viene evidenziato, cioè da nessuno, cioè i cittadini, il popolo che insomma è al di fuori, non è addetto ai lavori, queste cose non le sa solo che la Lega ha voluto fare questa cosa, punto, ma non sa poi tutto il retroscena, perché poi va detto pure, va evidenziato. Esattamente, e poi non bisogna nemmeno dimenticarsi che insomma poi la battaglia autonomista è stata spesso anche delle sinistre in Europa. Io penso al radicamento della sinistra catalana che si è impegnata sempre nella battaglia autonomista, se non addirittura secessionista della Catalogna, e poi addirittura a tutti gli sforzi del Partito Nazionale Scozzese, che comunque è una forza, diciamo, nazionalista di sinistra, ecco. È un po' quel sostrato ideologico, ecco. Certo. E allora, professore, grazie ancora per essere stato con noi. Grazie a voi, grazie a lei per avermi invitato. E speriamo di averla presto anche per altri temi, per altri dibattiti su queste riforme, per esempio anche quella della giustizia. Va bene, con piacere sarò con voi. Grazie professore. Va bene, grazie a lei, grazie a voi tutti, grazie. Grazie di nuovo. E allora Lorenzo, ritorno da te per chiedere se ci sono altri messaggi o interventi, perché sennò a questo punto noi ci concediamo l'ulteriore break e ritorniamo poi fra pochissimo per parlare invece di piccole e medie imprese italiane, di quello che può fare il nostro sistema governativo e istituzionale, ma anche quello che possono fare gli stessi imprenditori per competere in un mercato così agguerrito, quello globale. Break, facciamo il break. Perfetto, grazie mille Lorenzo, fra poco. A te la linea. Grazie mille Lorenzo, grazie a voi che ci state seguendo, mandando messaggi, vedo anche qua i like che ci avete inviato. E allora dicevamo che adesso abbiamo le registrazioni delle risposte che ci ha fornito appunto la nostra ospite, perché
appunto non era possibile tenere questo collegamento, c'erano dei problemi con la linea e allora noi abbiamo rivolto delle domande, appunto dicevamo Maria Paola Neri, che è responsabile delle relazioni istituzionali e Ranger di studi d'affari, e appunto domande che riguardano quindi sia la situazione attuale delle PMI, che sono fondamentali, dicevamo, per il nostro tessuto, e poi oltretutto dobbiamo commentare questa notizia proprio dell'altro giorno, cioè del pacchetto di aiuti che ha stanziato Regione Lombardia, pensate proprio grazie all'assessorato allo sviluppo economico di Guido Guidesi, ben 101 milioni di euro per sostenere queste PMI, ecco. E ovviamente sono stati addirittura stabiliti ben 5 bandi, quindi un impegno degli attori istituzionali, ma poi alla nostra ospite abbiamo anche chiesto quello che insomma c'è da aspettarsi da queste piccole e medie imprese, perché comunque gli attori governativi istituzionali reagiscono, no, alle difficoltà del sistema mettendo in campo, mettendo a terra proprio queste risorse, no? Ma cosa possono appunto realizzare proprio gli stessi attori imprenditoriali? E quindi una domanda sul network che possono istituire e stabilire queste piccole e medie imprese. Poi ci siamo concentrati con lei anche con un focus particolare proprio invece sugli studi professionali, alla luce anche della rivoluzione che devono affrontare, cioè quella dell'intelligenza artificiale. Se vi ricordate ci eravamo occupati di questo tema con il nostro ospite Alberto Forchielli, il quale era molto entusiasta sul tema e ci spiegava che lui non solo la utilizza, no, quotidianamente, ma che poi può veramente rappresentare un'opportunità. Come ogni innovazione tecnologica, sicuramente ci saranno dei lavori che verranno sostituiti, ma si creeranno altre figure professionali. E ovviamente abbiamo chiesto proprio questo a Maria Paola Negri, cioè cosa pensa di questa sostituzione del lavoro intellettuale, lavoro d'opera, quindi sempre negli studi professionali cosa accadrà, quali saranno le figure che verranno sostituite e quali invece appunto si creeranno e saranno necessarie anche per governare bene e cavalcare questa riforma. E poi ultimissima domanda, ovviamente, che cosa si aspettano le PMI da questi mesi futuri, da questi mesi che magari la sinistra, l'opposizione vede come il classico autunno caldo, sapete poi il gioco delle parti che recitano le opposizioni, ma gli ultimi dati Istat a proposito del PIL sono veramente incoraggianti, non so se avete visto anche dalla prima pagina per esempio del Sole 24 Ore, aprendolo, insomma sono dati positivi perché comunque anche nel secondo semestre c'è stata una crescita, si attende addirittura una crescita del quasi 1% per quest'anno e quindi tutte quelle stime che erano venute dal MEF, dal ministro Giorgetti, si stanno praticamente confermando. Quindi ottimi questi segnali sia per quanto riguarda l'occupazione sia il PIL e poi ne parlavamo anche per la tenuta dei conti pubblici. E allora Lorenzo, a questo punto se sei d'accordo mandiamo in onda gli interventi che ci ha appunto registrato la nostra ospite Maria Paola Negri e poi magari li commentiamo, prendo ovviamente di nuovo, no, il filo diretto con voi e sentendo i vostri messaggi. Grazie Lorenzo, allora facciamo sentire anche gli interventi della nostra ospite. È molto interessante questo gruppo di bandi che sono usciti e speriamo che possano agevolare con la finanza appunto agevolata o straordinaria in questo modo le PMI che dopo tutti questi anni di sofferenza tra Covid, energia, sommosse globali eccetera eccetera stanno veramente diventando eroiche nella loro sopravvivenza. E poi non dimentichiamoci che per crescere, per aprire nuovi mercati ci vuole sempre della finanza ordinaria o straordinaria e purtroppo i KPI delle banche risultano sempre più stringenti e anche i fondi di investimento insomma dovrebbero avere una sorta di visione un pochino più a lungo termine per valutare il prodotto, quindi l'eccellenza del prodotto, l'eccellenza del processo e fare in modo che con degli aiuti la nostra eccellenza artigianale, la nostra manifattura e tutto quello che è il nostro sapere diciamo italiano del Made in Italy non venga perso o sperperato o svenduto. E a tal proposito mi è capitato più di una volta di entrare in alcuni tavoli in cui appunto proprio le istituzioni chiedevano di unire degli stakeholder di eccellenza per creare diciamo così o la Ferrari del cemento o la Ferrari del denim e quindi fare in modo che la rete, la coesione fra più imprenditori, ognuno con la sua specificità, possano portare all'estero
tutto quello che noi abbiamo di prima gamma, diciamo così. È anche vero però dall'altro lato, per essere proprio sinceri e onesti, quindi diciamo così realisti, ecco il termine più idoneo, che gli stessi nostri imprenditori non sono capaci di fare rete, perché sono sempre stati molto individualisti e oggi farli lavorare in coesione con altri è dura, però dobbiamo farlo. Penso che sia una delle cose più importanti che si debbano fare per mantenere la nostra capacità competitiva e non perdere la nostra capacità qualitativa, ecco, diciamo così. Siamo positivi e vediamo di capire come un momento di trasformazione come quello che stiamo vivendo, sia a livello imprenditoriale sia a livello professionale, possa diventare un momento di crescita per tutti. Proprio a giugno c'è stato un evento al Politecnico di Milano, presso l'Osservatorio del Politecnico di Milano, che parlava proprio dell'evoluzione degli studi d'affari, anche grazie o per causa della intelligenza artificiale, che andrà a toccare anche loro dal punto di vista di numero di professionisti che ci lavorano o nella qualità nel modus operandi. E si è evinto che anche gli stessi studi legali avrebbero bisogno di avere al proprio interno qualcuno che si occupi di sviluppo del proprio mercato o sviluppo del mercato del cliente, quindi del cliente PMI. Questo potrebbe da un lato o cambiare il lavoro dei professionisti interni o nel suo tempo aumentare il numero dei clienti e quindi proprio creare una trasformazione interna. L'Arranger ad esempio è una figura che in Italia non è normata, ma in Inghilterra ha proprio questo compito all'interno degli studi d'affari, non solo legali, e ha proprio il fine o di convocare a un tavolo gli stakeholder utili per creare sviluppo in una filiera, oppure di creare dei tavoli di lavoro utili ai propri clienti per sviluppo di opportunità nei mercati o di un progetto di crescita a 360 gradi. Progetto a breve che poi sarà, diciamo così, speriamo molto importante per il futuro a medio e lungo termine, è la costituzione di una lobby dedicata alle piccolissime e medie imprese. Infatti stiamo con alcuni professionisti creando un network, un ecosistema suddiviso per settori merceologici su cui stiamo facendo scouting degli imprenditori che possano rappresentare come imprenditore ambassador il proprio settore. L'imprenditore ambassador avrà da un lato l'onere di dover monitorare il proprio settore ed evincere quali siano a livello migliorativo, legislativo, come migliorare appunto l'apertura di nuovi mercati o la propria competizione all'interno dei vari sistemi. E dall'altro lato però un imprenditore che lo vive H24, questo è un gioco da ragazzi. In realtà dovrà rappresentare al Parlamento europeo tutto il suo settore merceologico, affiancato da un lobbista educato e formato a tal proposito dal punto di vista settoriale. Infatti stiamo cercando delle università anche, ormai adesso con la FAD è più facile e ormai siamo stati educati anche grazie al Covid alla formazione a distanza. Stiamo cercando di coinvolgere con un master post lauream nelle tre, diciamo così, lauree più vicine al lobbista, quindi economia e commercio, scienze politiche piuttosto che giurisprudenza, un master appunto, come dicevo, scusate la ripetizione, in cui appunto il lobbista verrà preparato a rappresentare insieme all'imprenditore ambassador le sue richieste al Parlamento europeo. È una sfida molto importante, è stata costituita questa volontà da un gruppo di imprenditori, quindi da una cordata di imprenditori e stiamo tornando anche con un fondo di investimento che possa, diciamo così, dare il là, e poi tutto questo porterà
proprio finalmente a ragionare l'imprenditore italiano, far ragionare l'imprenditore italiano ad essere coeso con gli altri suoi stakeholder e suoi compagni di viaggio, diciamo così, dello stesso settore, proprio per rappresentare e rappresentarsi. Pier Vittorio, a te la linea. Grazie mille Lorenzo, allora abbiamo sentito proprio delle parole di Maria Paola Negri, vi ricordo appunto rappresentante, no, di questo mondo di networking, lei che appunto è responsabile di relazioni istituzionali e ranger per studi d'affari di network, quindi che poi hanno proprio piccole e medie imprese come clienti. Quindi abbiamo sentito la sua proposta, anche un po' la soluzione per le difficoltà di queste piccole e medie imprese che devono mettersi assieme e creare comunque network, creare lobby in senso sano e nominare anche dei propri ambasciatori, dei propri referenti, ambassadors, e quindi anche presso sedi importanti di rilievo come lo stesso Parlamento europeo per far sentire la loro voce. E abbiamo però ascoltato anche, bisogna qua rimarcarlo, una strigliata un po' al sistema creditizio e bancario italiano, che a volte li mette in difficoltà perché non concede appunto finanziamenti, non eroga prestiti, non scommette comunque sulla qualità e sull'eccellenza del sistema italiano, il sistema produttivo. E ovviamente bisogna anche ricordare che se non c'è la liquidità poi viene a mancare anche quel requisito di possibilità di apertura a mercati stranieri, internazionali. Come possono poi queste imprese, piccole e medie imprese, comunque anche radicarsi e ritagliarsi un proprio ruolo anche in altri mercati fuori dall'Italia, se non c'è poi quel sufficiente profilo dimensionale, comunque con la struttura finanziaria alle spalle, un sistema diciamo di credito facile e agevole. Allora, terminata questa parte, Lorenzo, vedo a te che ci sono dei messaggi dei nostri ascoltatori, perché in caso comunque noi apriamo le linee, perché in ogni caso dobbiamo anche poi aprire l'ultima parte, quella del cui Parlamento, parlare appunto del DL infrastrutture, che ovviamente ha stabilito anche nuovi meccanismi, nuove modalità proprio per l'esecuzione del progetto del ponte sullo stretto, e ovviamente sono subito piovute delle critiche, no, a questo progetto che riguardano sia diciamo le modalità esecutive ma anche proprio le modalità di progettazione. Sta di fatto però che appunto non solo questo DL infrastrutture si occupa del progetto del ponte sullo stretto, ma anche di tante altre opere, di tante altre infrastrutture, e infatti l'abbiamo ricordato anche in apertura, no, di puntata oggi, che comunque questa è una misura che è stata fortemente voluta dal vice premier Matteo Salvini. Invece io vi riapro anche per l'aggiornamento, no, delle ultimissime notizie, andando sulla prima pagina, home page del Corriere. Ovviamente vi rinnovo sempre l'invito poi ad intervenire, no, per dire la vostra con le linee che sono comunque aperte, e cioè l'ultimo aggiornamento riguarda proprio l'escalation in Libano. Hezbollah, se entrano in Libano rispondiamo, respinti i tentativi diplomatici, 300 corpi recuperati a Khan Yunis. E quindi è una situazione che diventa sempre più esplosiva, con la reazione anche di Israele. La risposta sarà dura, gli USA provano ad evitare la guerra con il Libano, la diplomazia di Biden al lavoro per evitare la guerra totale in Libano. E poi quello che già dicevamo prima, no, nella nostra intervista, Matteo Carniletto molto preoccupata per il Libano. Questa invece è la reazione e la dichiarazione della nostra premier Giorgia Meloni: Israele non cada nella trappola. E quindi questo è l'invito ovviamente ad evitare un'escalation, una crisi che potrebbe poi sfuggire di mano. Si sta di fatto aprendo un ulteriore fronte, no, nella già tormentata Terra Santa, in questo Medio Oriente che è così segnato da crisi e da guerre. E allora Matteo, se ci sono altri messaggi, io stavo guardando anche per esempio dalla prima pagina invece del Sole 24 Ore, perché ci sono altre notizie, per esempio aggiornamenti sulla seduta positiva per le borse, quindi con focus sui conti delle big tech. Ecco, parlavamo prima proprio di piccole e medie imprese, e poi appunto vengono questi dati che fanno sempre, no, riflettere comunque sulle forti differenze nei profili dimensionali, nelle strutture di queste imprese. A Milano più 0,8% brilla Intesa e poste utile netto a 1 miliardo. E poi invece l'ultimissima notizia che volevo darvi proprio sulle piccole e medie imprese italiane è quello invece relativo a vi recupero appunto un articolo che è della stessa Stampa, cioè l'iniziativa di Banca Sella. Ecco, di questo volevo parlarne, riallacciandomi
comunque alle tematiche che abbiamo affrontato con la nostra ospite, cioè di Banca Sella che ha lanciato, pensate, un club deal per investire nelle PMI italiane attraverso la sua divisione di investment banking, sviluppato in collaborazione con un management team di rilevante esperienza nei private equity, ha creato il club del FIAR, futuri investimenti in economia reale. E quindi insomma in questi giorni si sta muovendo qualcosa per queste piccole e medie imprese, per queste imprese che dicevamo rappresentano appunto la spina dorsale del nostro sistema. Per completare invece questa parte degli aggiornamenti, delle breaking news, allora andiamo appunto sugli aggiornamenti dell'ANSA, perché vediamo anche qui se l'ANSA rilancia queste notizie sulla crisi in Libano, quello che sta accadendo. Apriamo l'home page e allora anche qui l'ANSA, attacco israeliano alla roccaforte di Hezbollah a Beirut, il BSE non vogliamo l'escalation, Hezbollah che rivendica l'attacco a un kibbutz e minaccia se attaccati entreremo in Galilea, l'esercito israeliano si ritira da Khan Yunis, 300 morti. No Hezbollah invece, no di Hezbollah di diplomazia, se Israele attacca noi rispondiamo. Netanyahu in visita a Maidal Shams, la risposta arriverà e sarà dura. Sapete appunto del gravissimo attacco che c'è stato con 12 bambini, 12 tra bambini e adolescenti, da un razzo lanciato dal Libano. Hezbollah con il sostegno iraniano ha lanciato qui un missile iraniano che ha causato la morte di 12 anime innocenti, ha aggiunto il primo ministro israeliano. E circa 200 residenti di Maidal Shams hanno dimostrato contro il premier israeliano Benjamin Netanyahu in visita appunto nella località. Lo riferisce Haaretz, il quotidiano israeliano, secondo cui il premier è stato gridato vattene via e assassino. Inoltre gli è stato gridato, secondo la stessa fonte, sei il nemico di tutti noi. E insomma appunto Premier Netanyahu deve affrontare anche queste opposizioni, questa opposizione interna, l'abbiamo detto prima anche al nostro ospite Carneletto, comunque una parte dell'opinione pubblica che ormai lo sta sfiduciando e non lo ritiene più all'altezza di guidare appunto il paese Israele. E poi dicevo le ultime notizie, anche qui dall'ANSA, vedete Milano Regina d'Europa più 0,79% per la chiusura della borsa a base di Poste e Intesa. Invece apriamo anche la DN Cronos per questa parte e poi iniziamo anche a ragionare di DL Infrastrutture, ma non solo, anche del caso Toti, perché poi al nostro ospite di stasera abbiamo rivolto anche delle domande su questo tema, sulle dimissioni di Toti. Se vi ricordate anche nel nostro filo diretto di sabato molti di voi erano intervenuti su questo tema, rinfacciando di fatto un po' a tutto il centrodestra il mancato sostegno, no? Il governatore della Liguria, qualcuno aveva detto di fatto il centrodestra lo ha scaricato, lo ha abbandonato, un altro il centro-sinistra aveva tenuto questa manifestazione proprio per chiedere le dimissioni di Toti, invece il centrodestra era risultato da questo punto di vista non pervenuto e ha permesso che alla fine Toti alzasse bandiera bianca e quindi presentasse le sue dimissioni. Avevamo anche letto poi la lettera integrale che appunto Toti aveva mandato per giustificare questo suo gesto, per spiegare che comunque le ragioni del governo della Liguria prevalevano su quelle che erano le sue esigenze di libertà individuale, di libertà personale. E allora dicevo che appunto con il nostro ospite di stasera, lo sentiremo fra poco per il qui Parlamento, abbiamo parlato anche di quello, no? Abbiamo ragionato proprio di questo tema qui. Vi ricordo quindi fra poco con l'onorevole Graziano Pizzimenti, sarete deputato leghista, lui che è stato il relatore per il DL Infrastrutture che è stato approvato alla Camera e quindi abbiamo rivolto anche una domanda sul caso Toti, visto che lui era già intervenuto su questo tema anche per Radio Radicale e infatti poi aveva spiegato che aveva trattato anche altri temi, no? Come ovviamente anche quello del rapporto con la magistratura, questo ormai eterno scontro, no? Tra politica e magistratura. Andando invece sull'ADN Cronos, anche qui vedete sulla prima pagina Libano, Israele, raid su Beirut per colpire comandante Hezbollah e poi nuovo down di Microsoft. Ecco tutti i servizi colpiti dall'email a Teams e l'azienda sta lavorando per risolvere il disservizio, ma anche il sito che monitora lo status del cloud è irraggiungibile. E poi invece dobbiamo commentare anche questo ennesimo attacco anche un po' vergognoso e insomma insultante nei confronti della Premier Meloni da parte di alcuni settori. La mamma dei fascisti è sempre in Cina, Bufera solleverà i posti contro Meloni. Abbiamo detto prima di questa visita
della Meloni in Cina, si è chiesto ma qual è il senso, è stata archiviata la nuova via della seta, perché tutti questi rapporti con la Cina. Un'altra delle obiezioni era ma noi siamo saldamente nel campo atlantico, perché dobbiamo continuare a tessere tutti questi rapporti con la Cina che ci invade con i suoi prodotti, che è sempre più espansiva, aggressiva, in vari scacchieri, non solo insomma su Taiwan con la pressione che esercita, ma in tutto il mondo, no? E ovviamente si sta tornando a parlare anche di una nuova forma di protezionismo con dazi negli Stati Uniti. Già alcune misure di Biden, lo sapete, sono state in questa direzione. Molti sostengono che ovviamente poi con un'eventuale rielezione di Trump questo sarà un ulteriore cavallo di battaglia, no? Sarà di nuovo un cavallo di battaglia di Trump, rimodulare i rapporti con la Cina e ovviamente con una politica più muscolare da parte, una politica commerciale più muscolare da parte degli Stati Uniti. E allora la bufera su questa visita, no, della Meloni in Cina, il post contro di lei, la mamma dei fascisti è sempre in Cina. Bufera fu un autore della RAI per post appunto contro la Premier. La maggioranza insorge e fa quadrato attorno alla Presidente del Consiglio, vergognoso, conferma che Telemeloni non esiste. Appunto, no, in tutti questi giorni abbiamo sempre sentito dire che in atto da parte dei media del governo italiano una sovversione dei media, una restrizione della libertà di stampa, e poi invece ci troviamo di fronte a questi attacchi proprio pesantemente provocatori, insultanti. Insomma, poi la Meloni aveva anche dovuto spiegare che è tutto falso, sono fake news queste che riprendono l'Italia come un paese in cui sussisterebbe la censura e mancherebbe questa libertà di informazione. Anzi, spesso la libertà di informazione si trasforma in licenza di insulto nei confronti dei principali esponenti del centrodestra. E molti di voi forse hanno già letto questa notizia, ecco, ve la ricordo. Bufera su un autore RAI per un post che accompagna una foto della premier Giorgia Meloni insieme alla figlia all'arrivo in Cina. La mamma dei fascisti è sempre in Cina, si legge nel post. La maggioranza insorge e fa quadrato attorno alla Presidente del Consiglio. Si trova in rete un post di tale Riccardo Cassini, dichiara il Presidente dei Senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri, membro della Commissione di Vigilanza RAI, in cui si fa ironia sulla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e perfino su sua figlia, utilizzando una foto del suo arrivo in Cina, dove madre e figlia vengono ritratte con sopra la scritta "la mamma dei fascisti è sempre in Cina", creando un noto detto popolare. Ora, trascinare anche i bambini in quella che, venendo da sinistra, evidentemente sarà definita legittima ironia, ci pare una pessima caduta di stile. Ecco perché coinvolgere anche i bambini. E i bambini che sono stati coinvolti, però una bambina comunque anche in quello scempio, no, della parodia blasfema dell'Ultima Cena nella cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici a Parigi, perché se vi ricordate in quel quadretto poi compariva anche una bambina. E poi gli organizzatori, no, si sono affrettati a smentire dopo che è scoppiata la polemica a livello mondiale. Sapete, no, si sono offesi inevitabilmente 1 miliardo e più di cristiani per questa rappresentazione, e allora poi gli organizzatori si sono affrettati a dire ma no, voi ci avete visto l'Ultima Cena. In realtà noi avevamo ricreato un contesto, diciamo, di mitologia pagana, e quindi siete voi malpensanti, i maliziosi, ecco, che avete voluto ricollegare questo all'ultima Cena. In realtà si trattava della raffigurazione delle divinità mitologiche, tra cui appunto si diceva una scena quasi baccanale, no? Con un protagonista appunto il dio Dioniso, Bacco. E insomma, secondo me si è trattato comunque di un gravissimo errore di strategia, perché o era intenzionale, probabilmente questo era intenzionale, come ci ha detto anche il nostro ospite, è stata la rappresentazione plastica di quella che è la Francia di Macron, è una Francia sostanzialmente che la si vuole da quella parte politica come una Francia ormai neoilluminista, che rifiuta, no, la sua civiltà millenaria cristiana, che vuole essere ormai una società post-cristiana sostanzialmente, una società nichilista, poi adeguata, omologata ai dogmi LGBT. Però tanti hanno sostenuto che appunto non c'entrava nulla in realtà Dioniso, e che comunque, anche se quella fosse stata l'intenzione, in ogni caso l'errore di comunicazione è avvenuto, perché poi nell'immaginario collettivo la gran parte delle persone ha immediatamente individuato quello come riferimento. Quindi anche se era voluto il riferimento a Dioniso, alle divinità mitologiche, in ogni caso poi
la prima impressione, la prima percezione è stata invece quella di un attacco, di un insulto blasfemo, dissacratore nei confronti proprio della religione cattolica, che poi magari è stata poco rilanciata sui media tradizionali, ma molti si sono chiesti del silenzio assordante da parte del Vaticano, della Chiesa, no? Si è detto, ma perché la Chiesa ufficialmente, istituzionalmente sta tenendo un basso profilo, non c'è stata questa reazione sdegnata di fronte all'attacco? E invece molti hanno fatto notare che, pensate, parlavamo proprio di Iran coinvolto sempre in queste escalation per la fabbricazione probabilmente dei missili con cui da Libano, da parte di Hezbollah, si attacca Israele, ma la notizia che vi dicevo che riguarda l'Iran e che sui circuiti mainstream principali non è passata più di tanto è che addirittura l'Iran, pensate, ha convocato l'ambasciatore francese dopo queste polemiche, dopo questo scandalo. Perché siccome sapete per la religione comunque islamica, musulmana, Gesù è in ogni caso un profeta, quindi non è ovviamente la seconda persona della Trinità, ma in ogni caso rappresenta uno dei più grandi profeti, il più grande profeta, dopo ovviamente Maometto, e quindi è stato ritratto in questa maniera offensiva il profeta Isa, così appunto viene chiamato nell'Islam, e allora è arrivata questa protesta ufficiale dell'Iran che ha convocato l'ambasciatore francese. È una notizia che per esempio abbiamo ritrovato anche sul sussidiario.net, quindi potete recuperare lì dal portale pubblicato proprio ieri da Niccolò Magnani. A sorpresa il governo dell'Iran convoca l'ambasciatore francese per protestare contro la cerimonia di apertura di questi giochi olimpici a Parigi. L'ultima cena di Gesù blasfema, serve rispetto, e quindi molti si sono chiesti, pensate, è intervenuto l'Iran, la Repubblica Teocratica, che in tanti vedono coinvolta in questo asse del male anti-occidentale, e invece appunto da parte del Vaticano questo silenzio. Noi invece, per iniziare a parlare anche di DL infrastrutture e quindi anche delle iniziative di questo governo, ma soprattutto delle iniziative della Lega, perché ripetiamo che il DL infrastrutture è stato fortemente voluto dal vice premier Matteo Salvini, apriamo anche la prima pagina della Lega proprio, vedete, proprio pochi minuti fa, il sopralluogo del ministro Salvini sul ponte di Ana, questo di 8 minuti fa, Auspiri, sopralluogo del ministro Salvini sul ponte di Ana, e poi invece l'attesa per l'evento che ci sarà di questa festa domenica 4 agosto, Matteo Salvini a Ghisalba, in provincia di Bergamo, alle ore 20:30, festa Lega presso la popolare festa di Via dei Gambarelli. E poi approviamo, questo forse l'avevate già visto come aggiornamento sulla pagina Lega, ma ripetiamo, cioè del lago di Garda che è sempre più affollato, un nuovo presidio per la Guardia Costiera. Questi appunto gli ultimi aggiornamenti, e poi vi ricordo ovviamente che è iniziata questa grande stagione delle feste della Lega per l'estate, e ne avevamo parlato anche nei precedenti fili diretti, nelle precedenti puntate. Ovviamente la grande festa attesa è quella poi che si terrà in Romagna, Milano Marittima Cervia, perché poi lì sapete si raduna lo Stato Maggiore della Lega, quindi ci sarà la possibilità con tutti questi panel e queste conferenze poi di sentire dal vivo i protagonisti della Lega, anche appunto di questo governo. A proposito invece di Lago di Garda, la notizia rilanciata dal giornale di Brescia, anche questa che campeggia nella pagina Facebook della Lega, e forse molti di voi l'hanno già letta, appunto questa di 8 ore fa. Salvini a Desenzano, ripetiamo, allo studio un treno fra il Garda e il Catullo. È appunto l'aggiornamento che tenevo a dirvi. Ma si sono già fatte le 19:29, noi abbiamo a disposizione, vero Lorenzo, questo break, e poi a questo punto iniziare qui il Parlamento proprio per l'intervista che abbiamo detto abbiamo registrato al nostro ospite proprio per parlare di DL infrastrutture, cioè con il deputato Graziano Pizzimenti. Allora Lorenzo, se mi confermi, piccola pausa e poi qui il Parlamento. Esatto. A fra pochissimo. Insure, la tua radio. Qui
Parlamento. Sì, uno degli articoli più importanti è certamente quello del ponte, che dà una previsione certa, con delle date certe e delle modalità certe per poter arrivare all'approvazione del progetto definitivo. Questo ovviamente sblocca molto di quello che è l'impasse sul ponte e nello stesso tempo si riesce a dare anche delle garanzie per quanto riguarda il proseguo dell'opera. Ma non è solo quello, giustamente, perché ci sono centinaia di milioni di euro che vengono investiti sul territorio nazionale, su tutto il territorio nazionale, per opere fondamentali e importanti e anche urgenti. Vedisi per esempio sul discorso della autostrada A22 del Brennero, Modena, vedisi i 150 milioni sul sistema idrico di Peschiera che fornisce acqua all'acquedotto di Roma e altre via così, insomma, tanti soldi sul territorio per dare risposta a quelle che sono le esigenze dei cittadini italiani. E onorevole, come prevedibile sono arrivate anche delle contestazioni dal comitato invece del ponte, che si è sostenuto, ecco, che la fiducia al DL Infrastrutture provi la debolezza del progetto, ma in realtà questa votazione non sta forse a dimostrare invece che il governo vuole accelerare su questo tema e non intende perdere tempo. No, è proprio così, cioè quello di mettere la fiducia è un atto che rafforza ancora di più la volontà del governo e del Parlamento e della maggioranza in generale. Perché questo? Perché dà in tempi brevi una risposta a quelle che erano appunto le problematiche che venivano fuori man mano che si va avanti con la progettazione, ma soprattutto dall'idea dell'importanza dell'opera, che è essenziale per il completamento del corridoio scandinavo-mediterraneo, che è inserito da decenni nella rete TEN-T, e quindi maggior mobilità e miglior mobilità sia delle merci che delle persone da nord e sud dell'Europa. Chiaro, chiarissimo. Ma invece cambiando tema, ecco, lei recentemente si è occupata con un'intervista anche su Radio Radicale, di questo tema del caso Toti, appunto delle sue dimissioni. Ecco, non crede che si sia forse scritta un'altra brutta pagina nel rapporto tra politica e magistratura, visto che poi alla fine il governatore è stato costretto a presentare le dimissioni? Non so se è brutta o bella, certamente non è una situazione di un paese democratico che deve e può continuare così. Io estremizzo dicendo: allora a questo punto può la magistratura in qualsiasi momento fare e disfare qualsiasi tipo di giunta, che sia del comune, che sia di una regione, che sia di una provincia, perché basta che poi non è poco, un arresto domiciliare, quindi con nessuna condanna o un avviso di garanzia per far decadere chi è presidente, in questo caso di una regione. E questo non è certamente accettabile. E abbiamo visto che poi il centrosinistra aveva anche indetto una manifestazione per chiedere le dimissioni di Toti e forse magari ci saremmo aspettati che insomma anche il centrodestra organizzasse una contromanifestazione a sostegno di Toti, o no? Ma non lo so se una manifestazione basti per far decadere o far rimanere. Certo era difficile poi governare una regione stando con gli arresti domiciliari in casa. Certo è, come dicevo prima, la soluzione più giusta è avere un processo immediato o comunque capire immediatamente qual è la situazione, che in Italia è ancora praticamente impossibile. Sta di fatto che comunque è un governo che aveva operato bene, questo governo regionale, come evidentemente sta operando bene l'attuale governo dello Stato centrale, perché le previsioni anche dell'Istat per il PIL sono in crescita, più 0,2% per il secondo trimestre, sfiorato quasi l'1% su base annua. Insomma, tutte le previsioni del MEF, del ministro Giorgetti, previsioni comunque positive, sono confermate da questi segnali incoraggianti. Sì, la Liguria era una delle regioni, è una delle regioni più interessanti dal punto di vista della crescita, dello sviluppo in Italia, e questo era la bontà dell'amministrazione e Toti. Poi se ci sono problemi dal punto di vista giuridico, legale o penale, questo ognuno si prende le proprie responsabilità. Certo è che non è solo la Liguria, come ha detto giustamente lei, i dati sono molto confortanti sia della crescita
dell'Italia, ma soprattutto anche dell'occupazione delle persone a tempo indeterminato. Sono numeri che fanno ben sperare, perché danno l'idea di quanto è stato fatto da questo governo e quanto bene ha fatto questo governo per dare maggior ricchezza e maggior prosperità sia all'Italia, ma anche agli italiani in generale. Chiaro, chiarissimo. Allora, grazie ancora onorevole per la sua disponibilità, per il suo impegno e speriamo veramente di riaverla presto come nostro. Qui Parlamento. A te la linea. Grazie mille Lorenzo, grazie soprattutto appunto al nostro ospite del Qui Parlamento, lo ricordiamo l'onorevole Graziano Pizzimenti, che ci ha spiegato perché è così importante e rilevante questo DL Infrastrutture e perché è così strategica l'opera appunto del ponte sullo Stretto, che si inserisce in questo grande corridoio che unirà comunque il Nord Europa con il Mediterraneo. Ma grazie anche per le sue risposte insomma sul caso Toti, perché effettivamente quando lui ha affermato ma a questo punto basta veramente poco, basta un'ipotesi di reato nemmeno così grave, no, per sovvertire il risultato delle urne, come aveva detto anche Matteo Salvini, cioè alla fine ogni giunta a questo punto è a rischio, perché in questo gioco, tra virgolette gioco, no, di separazione dei poteri tra l'esecutivo e il giudiziario, poi alla fine il giudiziario si può arrogare questo diritto quando vuole, come potere di far cadere, di far collocare una giunta e poi di riportare ovviamente l'elettorato alle urne. Prima stavamo parlando invece, prima della chiusura, volevo anche leggervi questo, cioè nell'intervista appunto al professor Giovanni Terrano che abbiamo sentito prima, no? A proposito della riforma del premierato e anche del suo possibile coordinamento poi con la riforma dell'autonomia differenziata. Lui ovviamente, il professor Terrano ci ha spiegato, guardate che poi alla fine la riforma dell'autonomia differenziata è una riforma che sta dettagliando quello che prevede già comunque la Costituzione, che era stata modificata, proprio voluta questa modifica, è stata modificata dal centro-sinistra con il titolo quinto. E proprio poco fa potete leggere anche l'approfondimento, no, dal nostro sito, di Giuliano Zulin, no, che conduce anche il programma Ragioniamoci Sopra, una riflessione veramente da prendere in considerazione, perché giustamente, vedete, lui ha titolato Elli, rivolgendosi a Elly Schlein, impara dai socialisti catalani, quello che stavamo dicendo prima, no? Di come un forte indipendentismo autonomista, un autonomismo anche sia tipico, proprio connotato di alcune sinistre europee, appunto quella catalana. Citavamo prima anche il Partito Nazionale Scozzese. E allora Giuliano Zulin qui ha scritto autonomia al 100%, e in questa puntata lui ha appunto spiegato, qui nell'incipit del suo articolo, che riprende la puntata, in un clima surreale e contraddittorio generato dalla sinistra, Giuliano Zulin continua la sua corsa nelle praterie dell'autonomia differenziata con la nostra rubrica Ragioniamoci Sopra. Perché diciamo surreale? Perché, ricorda Zulin, è stato il governo Conte a portare avanti l'autonomia, si è arrivati addirittura a quantificare le risorse da girare alle regioni per gestire alcune competenze. Quindi quel che accade oggi è che PD e Movimento 5 Stelle, ma in generale tutta la sinistra, stanno raccogliendo le firme, pensate voi, no, appunto a che livello di paradossi, di negazione della realtà, perciò tutto questo è surreale. Loro, PD e Movimento 5 Stelle, dopo tutto questo lavoro anche del governo Conte per comunque estendere l'autonomia, loro stanno raccogliendo le firme per un referendum che chiederà di abrogare una legge che hanno voluto loro, perché nel 2001 passò appunto la celebre modifica della Costituzione approvata da un referendum. E allora, poi tornando invece, questa ve lo citavo anche perché è in aggiornamento sulla nostra pagina Facebook della radio, ma ancora più in alto, questa è un'anticipazione per domani, vedo che c'è già il post con la locandina del nostro Sammy Varin, vedo qui in alto, si chiama Mattia Polazzi. Allora sappiamo ovviamente Sammy Varin, Focus Emilia Romagna, quindi domani 31 luglio alle ore 14 commentiamo con voi notizie locali e nazionali, quindi filo diretto, e poi appunto Mattia Polazzi, che sarebbe consigliere metropolitano di Bologna. E allora Lorenzo, chiedo a te se ci sono altri messaggi, altri interventi, perché esaurita questa parte, a questo punto non mi resta veramente che ringraziarvi per l'ascolto, per gli interventi,
e ovviamente poi noi ci ritroviamo sicuramente domani sulle magiche onde di Radio Libertà per la rassegna stampa, e noi credo che ci ritroveremo invece assieme con me, appunto Territorio Cinia, sabato mattina invece per l'altra rassegna stampa, quindi quella di sabato. E allora Lorenzo, se mi confermi che non ci sono altri interventi da leggere, io vi ringrazio, vi saluto e ovviamente vi auguro una buona serata. Avete ascoltato Filo Diretto,